Po custa puntata de Acciucciù m'intesi venida a voi, in sa domo de sa poesia de Serge Pei e de Chiara Mulas. Chiara e Serge funt du grandos artistas chi vivint e traballanta in Toulouse, de noi si transint po girai totu su mundu con su traballu cosansoro. Si stati infecisi da passant già sempre totu in Gavoi, in custa domo de sa poesia chi anti concordau e in noi vivint. Serge Pei est un scrittore, un poeta, un artista plastico e est uno dei autores più importanti della poesia de azione. Conoscitore delle tradizioni sciamanicas, est un studioso della cultura amerinda e ha scritto più di 50 libri che sono stati furriaus in già tutto in linguas del mondo e chi s'agattant in no agade intro. Chiara est una performer, un'artista plastica che ha fatto mostras allestimentos e che traballat con Serge presentando con isso performance de grande spanto. E noi intraus con issos in questa domo de sa poesia. E questo traballos che funt stati fattos con materiali de recupero, biesi questo est ortigu in tintu e cassiai questo bello ventisi funt stati fattos totus con tappos de ortigu. Cassiai biesi in sa prazza de s'omo de Serge e Chiara, che essi comunque come una specie di museo aici, in cui ci funt totus traballos de Serge, che stiai noi pure questa mascheras fattas sempre con ortigu. Che sia stata bella e come tua esposizione, no? Un allestimento fatto in sa prazza de sa omo. Castiai cusu invece est ottenuto sempre con materiali de a recupero, castiai questa est una pingiata pogoi castangia, ancodeddos de tubu, biesi. E noi pure ci teniamo un'altra maschera, una a noi, in mezzo de su birdi. E noi in suso, mancai c'è meda luce, ma cicco desideras a fai viri, castiai, questa tua pure, meda bella, mannas. Mancai sa luce e sombra non si permettenti da sapere bene. Spilloneddu funt pappenti, poita ca Serge e Chiara ci denti meda e antipostu cosa de pappai e spilloneddos ca siai anticoncordau. Ecco, questo è Silverio, non si vive poita ci teniu sa luce, ca siai anticoncordau in noi. Ecco, biesi. Noi ponti su trigu e noi spilloneddos benta pappai. Ah, e castiai, prima mentre si oscaresce a desidero fai biri, e noi c'è sempre una gabbia de pilloisi, e noi invece agade a intro, agattaus una specie di manichino, noi sciu che si scera bene. Tanto, castiai, noi in pizzo su dessa mesa, c'è di sa conca di un malloro, vero su Chiara, questo è un malloro, poi. No, non che vuoi. Castiai, commenti Serge, dadi tutto. Pintau e disegnau a fini, ma costio, castiai, e in pagas potei dire che il traballo so seguente, poiché in su credenzio che tu esti in pagas di questa bella conca, c'è ancora un de cosa de biri. Praticamente noi, a dentro sa uomo, come te viu, è una specie di museo, e usannai. E castiai questo fonti, tre fustisi, e funt i fustisi famosos che Serge ha imperata
e che ha di freiau il settotto, perché castai ma costo così tu so fai biri, fonti vustisi che fonti tutto scritto su, perché Serge in noi in pizzo ha descritto is poesias a cosa sua, castai? Non c'è di un codeddo de su vuste che non porti di uvueddu o avventura scritta. La poesia è un bastone che serve per camminare, e perché con un bastone camminiamo bene, però camminiamo dentro di noi e facciamo un viaggio incredibile. E allora ho fatto molti bastoni nella mia vita, la mia poesia è un bastone, perché un bastone ogni gente è capace di farlo. Io faccio unicamente cose che gli altri potevano fare. Voglio dire una cosa, che ogni oggetto che sono qui, che ho fatto, per esempio il dragone, per esempio questo osso, questa statua della libertà, così utilizzo così per mangiare, e sono questi mostri, che un dragone anche, sono regali per l'anniversario della Chiara, perché la poesia sono del vecchio continente della parola. La poesia è una storia d'amore, unicamente, entre il tempo, entre le genti, è una civilizzazione. Però aggiungo a questa cosa, lavoro con pizza, e sono un lavoro che ho fatto per il mio amico, il nostro amico, Antonio Arre. E sono viso di Antonio Arre, così. Ah, così è. Antonio Arechi ha ricordato fu di un uomo bello che cantava in tu concordo de Bolottana. Così è. Dopo, guardi, i due che sono qui, anche sono un regalo di amore per la Chiara Mulas, che ho trovato come un poema a Porto Torres 15 anni fa, e ogni giorno sto celebrando questo amore in una casa dell'amore, la casa della poesia da voi. E faccio così, utilizzo le radicelli, no? E le radicelli è tutta una storia della bellezza, no? Di tutta la bellezza. Le guardi, è il combattante, il guerriero, no? Di voi che sta qui. Questa cosa l'ha fatto anche dopo dell'incontro con Chiara in Bologna, però sta qui, eccetera, eccetera. Però altre cose, Chiara è molto brava per fare maschere, però sono così. Era un mio amore mio a sua parte. Parlo la lingua sarda. Istiona sa lingua sarda. Istione la lingua sarda. Su gavoesu però. È il gavoeso con l'ec. Perché qui mi piace un sacco, perché fa le quando si parla. Il colpo di glottide. Il colpo di glottide. A Sant'Ivo. Oh, ti amo, oh, amore mio. Maccu. Oh, tanto Chiara, te che mi vustinendi, fonti a regisi te? Allora, ustasi sculturas, sunisi a radiinar de Anna. Quindi Serge ha dato questo materiale no, osa no, attamus in Toulouse, e su si diverte di cada volta a creare personaggi. Questa è una orbe antica de pane,
un vicino non la regalà e noi l'abbiamo trasformata in altra cosa. E mo è diventata arti. Siamo così noi pure. Pari tua bidda, questa mezza prea. Pari tua bidda prea de genti. Che stiai? Per gente meda. Questo è un triballo e fatto in Samugheo su 2003, se non mi sbaglio. Sono partita a Samugheo e io ingere su stumene de Surz. E tenivo un'idea tutto particolare. E la gente di Samugheo si pone su stumene de Surzu, un panzao, de Gigino de Ida, e mi ha dato il permesso di mi ingere poi la foto su costume. E quindi questa foto è stato un momento in cui la potirau e appovadiau la maschera, aumenti una specie di sfida, no? Quindi questa foto, sunisi, deghe foto, so inta su costume, un movimento, mi giro e poi asaine sonuda in su costume e poi mi ponza a terra e si viene praticamente sorbraccio de sa zancas, iessine de so costume, un sa onca de surzu, quindi è una specie di trasformazione. E un suo matessi traballo ha fatto una trasformazione, un morphing, in cui veste la cara mia in primo piano e in due passaggi mi trasformo in Appra. E questo traballo si seria da Chiapra, che infatti Chiapra. gioca con suo nome in cosa tua, Chiara. È un traballo meta bello, che mi dà ricordo. Oh, tanto Chiara, questo è una specie di reliquiario, perché a tu il me de biri ti piace meta a pigai, allogai e concordai questa fotografia de Santus. Mi spiega qualche cosa, ma non sapevano non funti fetti Santus, a noi ci teniamo a Frida Kahlo. Mi spiega pago questo traballo che ti piace a fare, a ponere in pari? No, e questo non parlo di tutto. O studi, si stuzzo antico della zia e vivia in questa domo, e biudini meda santos, Madonna, Cristos, Padre Pio, questa zia udi la responsabile della Cresia di Sant'Antioco in Gavoi. Ah. Quindi andò in minore, sempre in questa domo, e mi divertio in mezzo a tutta questa cosa di Cresia e issa mi battia in Cresia e tanto si preparavano a flores, a stivazza, si puliada, a postino desa esta di Sant'Antioco si ontavano a tutti i gioiellos, io di daos omente ex voto. Quindi questa cosa mi sta barrà, come ne ho una esta di ontare tutto questo gioiello e questo inventario cada anno. E mi sta barrà a un punto e ho cominciato a bello a collezionare oggetti sacros, se si può narrare in sardo, e allo smissiare un'altra cosa, di una specie di sincretismo religioso, no? Dove questa parte religiosa incontra anche altri aspetti che magari sono più pagani o più anche legati a certi aspetti della magia. Per cui io qui ho messo insieme un po' delle mie cose che sono pezzi anche della collezione e gli oggetti della zia con delle foto antiche di famiglia perché ho conservato tutto, c'è addirittura la camicina di mio padre appena nato. Infatti, fui cassiera cosa bella, fui castiandi proprio gusto, ma fai dopo arriva Paco? Certo. Dopo reso perché è troppo bella, mi fui vedendo poi castiai. Questa è questa camisetta di Babbo Do che Dante vi posto che andavo più piccolino, appena nascio. Castiai.
poi vadi a podinare su sincretismo i vesti no, capoposto sul libro de Etienne de la Boétie. Avete così non va subire Sul bene. discorso della servitù volontaria. Ecco, c'è tu bella mesturo. Ah, che sei questa bella Madonna. Che sei, ecco. Cosa sono i scappolari? Sai ci si rientra so? Scapolarios, en detenzo vinzas antios, i sunis in no, i sono tutto ossumauso a Losana intos. Zuilusi che se au, però sosi scapolarios, o mentre lo sponiano in su tesa a mesa. Te che faccio sto giro se lo so faccio bene bene. A barra di la perzo bene. Ecco, sì, ma che mi cado bello so. Questo sono i carrigos, Ecco, che stiai. Si bei bei sa scritta pure. E noi ci tenevo invece sì, no, a parte Gesù bambino e no, tutta chi ne è, Santa Rita. Santa Rita. Santa Rita. Questa Santa Rita la per esempio ho nota in questa domo, è troppo bella, l'attacca sa presa allora però questa povezza non funziona Non funziona più. Castia, di fatto si fa in anni, ta fonti questa cosa, cosa fonti tutto il lucicedda, sa custa, sa biesi, che prima s'alluianta. Bella. E noi però ci di vincese un bello torero. Castia, proprio un sincretismo, ma in effetti noi siamo cresciuti di aici, con cose ammesturadas, e noi bello, sa Madonna de Vonni, e uno noi si stenta da fiuso 4 puntate a scetti a mostrare questo reliquiario che si concordava. E poi sì, la Madonna dell'Ucciso di Ciusa, importante, che è proprio è la nostra Madonna, no? Se vogliamo, la Madonna Zapattista. Ah, ecco Nara, difatti questa non la conosce. Cos'è sta Madonna Zapattista? Questa la Popi andò in Chiapas. Bella! Biesi, canto cosa sa. Poi tu e Chiara con Serge viaggiaisi meda e stannai gusto, Sì. E invece questa esti Antonia Messina, giusto? Sì, Antonia Mesina di Orgosolo. Di Orgosolo. Bella che voti. Proprio bella. Una pizzina. Tanto questo è un altro dei reliquiari che ci desi noi in domo, ma questo bevo si fa i biri. Questo noi meso mi pare di un coro messicano, sbaglio? Sì, un oro messicano. Un oro messicano, su oro in che era? Sunisi